Prego. Grazie Presidente. Stanotte è stato ucciso un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Spasiano, nel quartiere di Miano, nella periferia di Napoli. Sembra che nei mesi scorsi, da quello che stanno verificando gli inquirenti, abbia avuto un litigio durante una partita di calcetto con il figlio di un importante killer e boss del territorio del napoletano. Ci sono stati già degli screzi a Pasqua, per cui questo ragazzo che faceva il panettiere e il muratore, un lavoratore che sembra dalle prime notizie non avere nessun tipo di legame con la criminalità organizzata, abbia avuto dei litigi e sia stato picchiato con questo minorenne con cui aveva avuto una discussione per un fallo durante una partita di calcetto. Ebbene, stanotte gli hanno sparato in petto e l'hanno ucciso. Vede Presidente, non ci vuole molto per fare un'analisi di quello che succede. Vivono tra noi. Tutte le politiche di cui hanno parlato, Caivano, è tutta estetica, per un motivo molto semplice, che la criminalità sociale, delinquenziale, ma non solo a Napoli, sul nostro territorio, è in espansione, ha modelli enormi, ha modelli straordinari, da TikTok alle fiction che esaltano camorra e mafia. E però poi ci sono le vittime. E Lorenzo Spasiano oggi a 21 anni viene ucciso probabilmente per un fallo durante una partita di calcetto. La vita arriva a valere così poco e noi ancora una volta diciamo che senza politiche preventive che non sono proprio previste e senza agenti, voglio ricordare a tutti che nonostante ci sia un ministro Campano che si occupa dell'interno, la nostra regione ha una riduzione drammatica di agenti e di chiusure di caserma. Si vuole fare la battaglia alla camorra con le pistole di latta e alla fine a morire sono sempre gli innocenti.